Benvenuti nella 2ª puntata di Non ho stato io nel dopo quarantena. Ma tu non devi dire che è vero quello che dico, lo so che è vero. Scusa, in questa puntata saremo addirittura in multicam, cioè siamo sia qui che lì, giusto per complicarci la vita, no? Già lo stavo guardando ovunque. Finalmente abbiamo deciso di dare una cadenza regolare al Non ho stato io, perché non lo facciamo mai, ce li facciamo sempre quando capita, quando ci riusciamo a beccare, mentre invece questa volta Abbiamo deciso che ogni... martedì a che ora? Se... DC. No, no, un'ora precisa. Momento della giornata. Sera. La sera. La sera uscirà il Non ho stato io. Oggi con noi in special edition ci sono. Che? Sono Luca Laurenti. E io sono Dico, ciao mia sorella. Stasera in special edition abbiamo con noi la Fla e la Baby che stanno con noi a fare il video e a ridere in sottofondo. Quindi, vabbè, io direi che non dobbiamo dilungarci troppo, perché visto che questa nuova edizione di Non ho stato io sarà nuova e non Vecchia. esatto, vedi, è tutto matematico, tutto molto Se non è portato. nuova. Noi in questo momento stiamo facendo una versione di Non ho stato io per You. Ma che c'è da ridere? Allora, la versione vecchia di Non ho stato io, quelle fatte fino ad ora, erano un contenuto per Facebook. Queste qua di nuovo. Per YouTube e Instagram. Esatto, perché? Perché io sono scocciato Certo. di come funziona Facebook. che non funziona più mai. Su Instagram invece mi devono seguire. Come mi chiamo? Diego Laurenti. Chiocciola youtuber. sì? Sì. Ah, poi sì. Quanto tempo? Ma da sempre mi chiamo così. Chiocciola YouTube. Chiocciola youtuber, quindi seguiteci e in questo momento lasciate un mi piace a questo video e un commento, perché anzi no, lasciate alla fine il commento, facete un pulito. Partiamo subito con la nuova puntata di Non ho stato io. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui. Che cazzo di pesce si arrampica sugli alberi? No, però non è finita la frase, perché se uno giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, lui 9 mesi. Ok. In casa mio marito porta ciabatte di plastica che fanno un tremendo sfrigolio con il pavimento. Come posso eliminarlo? Il marito. O lo sfrigolio. Cerco libri di Harry Potter per mia figlia, no più di 8 euro. Non sono le delusioni ad allontanare le persone, ma le delusioni. Un po' confuso. Buongiorno per modo di dire. Qualcuno mi sa dire il nome della nave che c'era in Titanic? Non mi ama più e io me ne sono fatta una regione. Sembra una vendetta un po' troppo eccessiva comunque. Salve, qualcuno può consigliarmi un repellente per bambini al di sotto di 3 anni? Basta buttarli a terra, cioè. È molto romantico ammirare il tramonto o l'alba del prepuzio. Dal prepuzio. Immagina questo nudo sopra e lei sopra. Ma che bello. Avete una ricetta per fare la pizza con lieviti vaginali? Mia moglie e mio figlio. È la descrizione di una foto, capito? Mia moglie e mio figlio. Sembra un film indie. Mi date la ricetta della cazzata siciliana? La mafia non esiste. Tantissimi auguri di buon onomastico a tutte coloro che si chiamano. Ma in che senso, scusami? A casa mia è entrato un pitone di notte grazie a Birba, la nostra cagnolina che ci ha svegliati e siamo in Sicilia. E poi come finisce la storia? Mia moglie ha fatto la focaccia. Così. Ma che si... Ma che come si mi dà Aspetta, a casa mia è entrato un pitone di notte. Sì. Ok. E ci sta. Grazie a Birba, la nostra cagnolina che ci ha svegliati. E siamo in Sicilia, Siamo come in dire. Sicilia, cioè- C'è entrato un pitone e meno male siamo in Sicilia. Immagini in Africa che succede. No, io Quello- mi immagino loro stanno in casa e poi si svegliano in Sicilia, capito? Un salto temporale così a E caso. poi come finisce la storia? Con la moglie che fa la focaccia. Tutto un po'
così. Sto pensando che ho trovato i preservativi nella borsa di mio figlio e stamattina mi ha detto che usciva con una amica. Qui gatta cicogna. È un essere mitologico. Quanto davo a scuola, io e la maestra mi diceva: hai fatto i CMPT? Io punto. Rispondevo: no, 50 bachetate sulla mano e in castigo dietro alla lavagna con ginocchia a terra e ceci per un'ora a casa. Era meglio che non dicevo niente, se no prendevo il resto. Oggi stanno troppo avviziati. Che cazzo ha studiato? Questo? Il terzo Reich. Guarda, bacchettate sulle mani e poi ginocchia a terra e con i ceci. Tortura i ceci. Oh, ma infatti secondo me lui si è sempre scampato che onde ne ginocchio, onde ne mano, chist. Quindi sta scrivendo così. No. Buonasera, sapete dirmi il nome di una buona pizzeria che fa domicilio? È assurdo che qui in Italia i delinquenti si fanno sempre franca e gli onesti pagano. Guarda. Dai, ognuno paga la sua mignotta, ragazzi, per favore. A me è stato detto che sei single. Saprò più io di loro, non trovi? Ah, comunque complimenti. Per cosa? Per il tuo fisico monzafiato. L'alito della Formula 1 è monzafiato. Chi di voi ha fatto la domanda all'INPS? Ma i soldi sono 600 a persona. Noi in famiglia siamo 5, quindi 4.000? Ah, sì. Fatto business, capito? Ciao, sono Carol, ho 30 anni e sono una mamma di un bimbo di 3 anni che alla nascita pesava 500 kg. Invece ora è 800 kg per 66 centimetri. È di plutonio questo momento. È un coso di 60 cm e pesa 800 kg. Vendo orologio a pendolo, ottimo stato, bellissimo. Manca solo il pendolo. Non mi dato 350 euro. Le femmine vegane sono zitelle e acide. Quindi si prendono un gatto, gli danno la carne da mangiare, siete Ippocrate. Ma cosa? Basta fare poeti e filosofi. Capita mai che la lavatrice durante la centrifuga faccia un suono così? Firi firi gnegne. Firi firi tuntan. Firi firi bloggien. Come ho fatto a tradurre i rumori in parole? Immagina se tu accendi la lavatrice e senti una voce come fa firi firi gnegne, firi firi tuntan, firi firi bloggien. È un tormentone secondo me. Firi firi gnegne, firi firi tuntan, firi firi bloggien. Yo. A qualcuno di voi è mai capitato che la vostra o vostro pelosetti mentre dorme sogna e nel sogno abbaia? Abbaglia. Abbaia. Uno sottoscritto, la mia non ha i fari. 22 anni. Si scrive anni. Sicura? Oddio, la prima elementare l'ho fatta da un bel po', ma mi sembra proprio che si scriva anni. È italiano. Allora apri il dizionario e guarda come è scritto anni, dieta. Si scrive con la H perché significa avere e questa è grammatica. Donne in palestra truccate come delle star dopo 15 minuti di tappeto pirulante. Sembrano dei vestiti della Disugual. Buongiorno. Estorsione alla caviglia, qualche consiglio? Vai da carabinieri. Ciao ragazze, a voi che soprannomi romantici vi dà vostro marito? A me Roito. Lui entra a casa e fa: Roito, sono a casa. Neanche i fiori si picchiano con le donne, chiaro? Allora tu immagina questa persona su un bouquet e si sente pure. Cerco fidanzata che mi vuole trovare una ragazza. Cerco ragazza, mi voglio fidanzare, sono single, sono solo io. Ma quanta gente ne serve, frate? Vendo ceppo X macelleria come nuovo, ma di in italali. Italali. Qualcuno conosce una ditta che santifica gli ambienti? A chi? Il Vaticano? L'ho sempre fatto. Se uno diventa nonno 2 volte è bisnonno? Certo, se mio zio si laurea diventa prozio, no? Come si chiama la canzone dei Queen che fa? No. dei Queen? Dei Twin. Ah, dei Queen, hai ragione. Che fa We were rock you. Mi date il titolo? Scusate, ho letto del discorso del coronavirus con il gruppo sanguigno A. Come faccio a sapere il mio gruppo sanguigno? Premetto che sono nato a luglio. Ah, ok. Quanti di voi stanno pensando di rivoluzionare la propria vita alla fine di questo cubo? Alla fine di questo incubo era.
Ah, Nella tomba di Tutankhamon sono state trovate tracce di Covid. Cosa ci stanno nascondendo? ragazzi, mentre camminavano mi sono caduti gli auricolari. Come posso disinfettarli? Se li faccio bollire? Di quale fobia soffrite? Io da aerofagia, la paura di prendere l'aereo. Ma qualcosa che non va. Ora dei clown, sono claustrofobico. Quali sono i vostri hobbit? Chiedo per un amico. Il nostro è, come si chiama? Dobby. Dobby. Beh, anche per questa volta gli stati terminano qui, sono stati ben 40, ci siamo divertiti, speriamo che vi siate divertiti pure voi, no? Penso di sì. Fai tutti gli inviti che devi fare. Allora, lasciate un mi piace a questo video, commentate, taggate. Commentate però scrivendo qual è lo stato che vi ha fatto ridere di più. Esatto. E taggate qualche amico. Sì, Così. quanti amici? Ma guarda. Tutti. Però 3. Iscrivetevi al canale YouTube perché è molto importante, seguiteci su Instagram, @youtuber, @noemi. Come ti chiami @? Mascolino. Mascolino. No, devo togliere. Il mio cognome. Vabbè, cercate Noemi mascolino, insomma, vedete in una maniera trovata. E basta. Tutto qui. È finito qua il mondo. Ora come ce ne possiamo andare? Normalmente, scusami, come se ne andrebbe chiunque. Sì, Ci alziamo. forse è meglio. Alla prossima.